Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, siamo su Formula 1 2013 ragazzi, incredibile, Monte Carlo, qualificazioni meravigliose, siamo arrivati al 7° posto, in realtà era l'8º ma Massa è stato penalizzato 10 posizioni, quindi siamo al 7° posto, una qualifica devastante, però l'obiettivo scuderia è addirittura un 6° posto, qua la Force India si è abituata bene, il nostro di festa è 11°, pole ancora per Sebastiano, se ne stanno veramente le pole, a parte Hamilton, poi solo Vettel e Rosberg, Alonso terzo. Qualificazione incredibile ragazzi, allora Q1 pioggia leggera, Q2 pioggia battente, Q3 sole pieno ragazzi, questo è F1, cioè è una roba incredibile. Chiaramente la pista era un po' bagnata, però siamo riusciti comunque a fare un gran tempo, veramente in qualifica sto andando molto bene, sono soddisfatto. Chiaramente sarà dura in gara, però abbiamo buone chance di fare un bel risultato, il Commendone è in forma, il Commendone è pronto a dominare. Beh ragazzi, Gran Premio di Monte Carlo, uno dei più prestigiosi del mondiale. Qua siamo a rischio di tiro, però siamo anche messi bene in griglia, quindi possiamo fare o un grande risultato o la cagata. Speriamo nel grande risultato. Beh, un podio sarebbe una cosa magica, comunque siamo terzi ragazzi. No, come ho perso il terzo posto, mi sono emozionato e l'ho perso. Affrontiamo Gigi. Ciao Gigi. Gigi. Gigione però è duro da superare, mamma mia cosa ho fatto. Forse non mi dà penalità, se non me la dà un culo bestiale. Mamma mia, però onestamente dai, non è colpa mia. Mamma mia che bava. Mamma mia che culos. Questo è proprio un culo comendiano ragazzi. Che pazzo che sono però. Questo è lo stile comendiano. Uno stile crazy. Però adesso che chiaramente anche se Rosberg se ne va non me ne fotto un cazzo. Primo ritiro intanto. Primo ritiro. Dai, subito una bella bandiera gialla con safety car. Occhio, bravo. Mamma mia, che duello con Gigione però, che duello con Gigione. È andata male a Gigione, ma di solito questo gioco è bastardo, nelle penalità se non me l'ha data vuol dire che non ho colpe. No, cosa sto combinando? Bandiera verde, non si capisce il perché. Calma, come nel momento un attimo di panico. Tanto Vettel ragazzi è sempre primo. Questo va a vincere il 4° mondiale anche nel gioco, che bello. Il DRS sarà disponibile in questo giro. Brutte notizie. Potrai attivarlo quando ti trovi nella zona prestabilita per l'uso del DRS. Ok, miscela normale. La vettura che ti precede ha un distacco inferiore a 1 secondo. Bravo Commendone. Ok. Ragazzi, è impossibile commentare a Monte Carlo, io lo dico, Cosa ho fatto? No, scusa, qua non ho fatto niente, oh. Non è che ho sentito toccare la macchina. Ci sono vaneggi. Forse ancora per il contatto di primo con Gigi, non lo so. Ma adesso non ho fatto proprio un cazzo.
Non rompiamo i coglioni, madonna, come non ne sto rischiando la penalità. La sto rischiando, Qua intanto ho perso l'alettone. L'ala anteriore ha subito dei danni, resta in pista. Ci ho perso un pezzettino dell'alettone, che coglion, che so, madonna. Bravo, comandone, bravo. Guida così di merda, che arriveremo sicuramente terzi, vaffanculen. Sembra che Webber effettuerà presto una sosta ai box. Ma non me ne frega niente, non me ne frega niente in genere, pensiamo a noi. Pensiamo a noi. Se porto la Force India sul podio a Monte Carlo, pipponi da Tori che in barca che mi aspetta comunque, Bravo Kume, bravo Kume, bravo Kume, ok. Sofferenze infinite. Comunque è più facile in qualifica, c'è poco da fare. Là su 1000 giri te ne può venire uno bello. Ancora, no, beh, ora sei proprio un coglione, guarda. Non ho parole. Sono graziato dai commissari. Oggi sono graziato, fioi. Mamma mia, mamma mia. Momento difficile adesso, veramente. Ok, altro giro completato. Mamma mia. Questa che è la classica corsa eliminazione. Perché è così Monte Carlo, una corsa eliminazione. Attento, attento, attento vecchietto. Cosa ha fatto qua Hülkenberg? Conquista la posizione, lo so che ce la puoi fare. E ce l'ho fatta, infatti. Però ho preso proprio un brutto sorpasso. Dai, concentration, concentration. Ok. Sto proprio difendendo proprio la gara dove mi sto difendendo di più questa, Ok, finalmente. Dai, un bel incidentone dietro che così perdono tempo magari, cazzo. Ho già avuto parecchio culo, però non posso lamentarmi, figlio, dai. No? Ah, che cagata, graziato ancora. Graziato ancora. Ho rischiato di andare fuori qua, Fai attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. Ma perché devo fare attenzione, ingegnere? Ma quanta Maria ti stai fumando, cazzo? Molto bene. Dai Kume. Occhio. Ecco la curva più lenta del mondiale e poi la più veloce nel tunnel. Vaffanculo, che Formula 1 bellissimo gioco, ma per fare veramente i commenti su YouTube è il peggiore, cazzo. Anche MotoGP in confronto a un gioco tranquillo. Dai che in chicane comunque guadagno lo stesso. Molto bene. Webber è là però. C'è anche di festa, È molto vicino di festa. Ok, altro giro completato in quel di Monte Carlo. Sento le gomme un po' in difficoltà, Ma insomma, dai. Pensavo peggio.
Pensavo peggio, onestamente. Bravo, Comendone, molto bene. È che stiamo guidando abbastanza bene adesso. Lenti ma precisi. Così teniamo anche le gomme. Ragazzi, siamo appena usciti dai box. Siamo settimi. Ho saltato una piccola parte perché devo concentrarmi per 2-3 giri per cercare di perdere le meno posizioni possibili, però è chiaro che il podio ormai è andato, Mamma mia, Pippo Massa ha perso la lettone, io godo. Serio problema all'ala anteriore. Il suo profilo aerodinamico è compromesso. Cerca di sfruttare la situazione. Che bello. Io sfrutto tutto. Diciamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Bene. Occhio. Ogni tanto un ritiro. 20 macchine in pista, un altro ritiro proprio adesso. Però non penso sia Massa, perché comunque Massa ha perso solo la lettone, mamma mia. Ecco il paletto della... Che do coglioni sto paletto. Sembra che la vettura davanti abbia ancora molto carburante a disposizione. Bravo. Bene. Belle notizie. E le belle notizie mi dà sto ingegnere di merda. Vabbè dai, che è un settimo posto, peccato il discorso però del sesto posto per l'obiettivo scuderia, questo mi sta un po' sui coglioni sinceramente. Vabbè, come non ne accontentiamoci, siamo con la Force India, tanto fare punti a ogni gara. Noi abbiamo un bel ritmo a livello di punti, perché ogni gara arriva un qualche punticino e per me questa è una cosa molto importante, però stiamo calmi che non abbiamo ancora fatto niente oggi, Mancano ancora 9 giri a Monte Carlo, sono un'eternità. Giro record del Bibitaro, evviva! Quanto odio il Bibitaro. Dai, come non ne teniamo botta. Tenimo Bottas. Eccola là la cagata comendiana. Pastore Maldonadone vicino, Altro rischio fenomenale, ma faccio di quei rischi, raga. Una roba grande. E qua Maldonado fa il sorpassone. Maledetto Maldo. Bravo Kume. Abbiamo ripreso la posizione, ma che fatica. Ci vuole un ritiro davanti adesso se vogliamo arrivare in obiettivo scuderia, se no non ci arriviamo. Vettel ancora, giro record, mamma mia. Dai, ritirati, Bibitaro. Dai, Bibitaro. Ritirati. No, comunque è impossibile. Proprio a Monte Carlo, ragazzi, scusate, ma non riesco a commentare. Cioè, più forte di me, è troppo dura. È dura perché... è troppo difficile, i muri sono troppo vicini. È una gara bastardissima questa. Oh, Chilton ai box, bella, siamo sesti. Bella notizia. Siamo in obiettivo scuderia, adesso stiamo tranquilli e speriamo di portare a casa il risultato. Un bel incidentone ci vorrebbe adesso. Così da tenere le gomme e fare un po' di giri senza l'affanno di essere superati.
fatto veramente uno stint lunghissimo Chilton, mamma mia. Non me l'aspettavo Chilton ai box. Pianino, pianino. Le gomme sono perfette. Dai che forse riusciamo a tenere le gomme. Bravo, come il paletto è sparito finalmente, molto bene. Attenzione, attenzione. Sta buon comando. Mancano ancora troppi giri però. 6 laps alla fine. 6 giri alla fine. E vogliamo il ritiro del bibitaro. Vogliamo il ritiro del bibitaro. Ottimo così, ottimo così. Vabbè, le icone a 15 secondi, ma non me ne frega Ugaz proprio. Ok. Maldonado non è per fortuna una McLaren, una Ferrari, è una Williams, però devo sempre stare sul chi va là. Ok. Ma sì, ma troppo lunga Montecarlo, troppi giri, cazzo. Troppi giri in questa gara di merda. Bravo, come no. No, ste cagate, madonna, mi sono distratto un attimo. Mi sono distratto un attimo e tac. Per poco andavo fuori. Questo è Montecarlo, ragazzi. Oh! Addirittura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Vaffanculo. Ho visto. È ancora contro il sorpasso però del Comendone su Pastorino. Mamma mia, gara iper difensiva. Non vedo di avere una macchina più competitiva, ragazzi. Me la merito però, cazzo, con la Forsina sto veramente guidando bene, nel senso, ma non nelle cioè non sì, nella gara stessa, però nei risultati sì, perché alla fine sto facendo punti in ogni gara. Cioè, cazzo vuoi da me? Il signor Giampaolone Forsigna deve essere contento, è soddisfatto del Comendone. Ok. Le gomme sono ancora messe bene per il momento. Occhio, mamma mia, qua ho rischiato veramente un incidentone alla massa, la santa devota. Ecco, questa è la curva sopra Maldonado, mi sorpassa praticamente sempre. Ok, buono. 4 laps. Mancano 4 giri, raga. Bandiera blu. C'è un doppiato. Là in mezzo c'è un doppiato. Ok. Mamma mia, ogni curva è un'angoscia clamorosa a Monaco. Dai che Tori mi aspetta in barca, non posso deluderla. Non la posso deludere, raga. Dai che siamo verso la fine. Sto andando pianino anche per tenere assolutamente le gomme.
Ok. Forse ce la possiamo fare, ragazzi. Ce la possiamo fare. Ecco, magari no, con queste cagate, però. Bravissimo, bravissimo venezianone. Ok, ancora bandiera blu sventolando. Bandiera blu, la la la. Che belli i commissari, però. I commissari con la bandiera blu me li godo. Ancora bandiere blu mi sembra. No, forse no. Che non manca tanto. Bandiere... sì, bandiere blu mi hanno anche distratto. Ma porca puttana, guarda la pista, come no i commissari. C'è Hülkenberg adesso. C'è Nicolino Hülkenberg. Ma sto neanche attento perché se le bandiere blu sono per me rischio anche la penalità. Ragazzi, che casino con i doppiaggi. Dai, vai. Torna a regime, non sei più in situazione di bandiere blu. Ma com'è? Mamma mia. Meno male. No, ste cagate adesso. Mamma mia, tanto 18 macchine in pista, probabilmente coi doppiaggi se si vaneggi. A Monte Carlo i doppiaggi sono pericolosissimi. Dai che mancano 2 giri. Dai che almeno portiamo a casa il 6º posto. Giro record di Webber. Bandiera gialla, attenzione! Attenzione la McLaren! Ah, ma non guadagno niente. Porca puttana. Peccato. Una McLaren è andata fuori, ma era dietro. Ma cos'era, un doppiato? Ma porca strano però. Boh, vaneggi veramente. Va a vincere Nicolino Rosberg intanto. Vai, Nicolino, grande Nicolino. Almeno non ha vinto Vettel di merda. Ok, un buon 6º posto, fioi. Mamma mia che sofferenze però. Che sofferenze. Ho gli occhi distrutti, cioè veramente. Ai ai ai. Allora, Nicolino Rosberg primo, Vettel secondo. Webber terzo, Perez, Lecone, Comendone, Hülkenberg, Ricciardo, Vergne, Maldonado. Alonso Alonso. Ritirati allora Massa, Van der Garde, Grosjean, Hamilton. E probabilmente anche la McLaren. Cioè la Button allora. No, Gigione. O Gigione. No, ma Gigione non aveva neanche. Si è ritirato subito Gigione. Allora boh, non lo so, sinceramente. Button è l'unica, sì, 2 giri aveva, vabbè. Buono raga, è stata una gara positiva dal punto di vista dell'obiettivo scuderia. Vediamo. 28 punti abbiamo, siamo vicini a Massa, Button, Icone, bene, bene, possiamo sfidarne tanti se continuiamo così. Direste 13esimo, costruttori, siamo sesti a 20 punti dal 5º posto però. Ma sono pienamente soddisfatto. Grande come la Force India domina, la Force India domina. Ok. Rosberg ha vinto, Rosberg e Vettel finora, Ah, quasi livello 4, peccato. Mail, allora, pioggia a Montreal, quindi a Montreal prima gara diluvio proprio, ok. Siamo in vantaggio sul compagno di squadra, molto bene. Ragazzi, prossima gara a Montreal, prima gara sul bagnato, non vedo l'ora. Raga, un salutore come... Come da veneziano, come
Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.